Salgono ancora nel paese ed in Sicilia i positivi al Covid-19, un dato che ci impone di fare appello ai siciliani per una maggiore disciplina collettiva. L'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni in Sicilia potrebbe portare a nuove misure restrittive. 15 giorni fa abbiamo rivolto un appello, ma mi pare che non sia stato raccolto e non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive. Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali, pensiamo nei prossimi giorni con le forze dell'ordine preposte a questo servizio di chiuderne altri perché i gestori non impongono ai propri clienti il rispetto delle norme di prevenzione e di cautela. Lo dice il presidente della regione Nello Musumeci a margine di una conferenza stampa a Caltanissetta. Sono semplici le regole che da diversi mesi abbiamo imparato a rispettare: evitare gli assembramenti, usare la mascherina nei luoghi all'aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi, mantenere la distanza di 1 metro con le persone non conviventi, l'uso di guanti e mascherina per gli operatori commerciali di generi alimentari. Tutto questo può costituire un piccolo fastidio, ma ci dà un grande aiuto nel tenere bassa la probabilità del contagio. Confidiamo, ha sottolineato ancora il governatore, nel senso di responsabilità di ognuno, soprattutto dei giovani, e nell'accurata vigilanza delle forze dell'ordine. Vorremmo evitare di adottare nei prossimi giorni misure restrittive, ma non ci sentiamo di escludere. Rilancia anche Razza, assessore alla salute, che avverte: basta fare finta di nulla, saremo costretti altrimenti a misure di contenimento, occorre rispettare regole basilari, altrimenti saranno resi vani gli sforzi di questi mesi. Musumeci spiega chiaramente che saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto, ma rinnova l'appello a tutti per poterci godere quest'estate relax, ma con qualche piccolo sacrificio. La mascherina, il distanziamento, mantenere 1 metro di distanza, penso sia il minimo per evitare di fare concorrenza alle regioni del nord in termini di coronavirus. Siamo stati così bravi per 3 mesi con la linea della fermezza e del rigore. Credevo di poter avere fiducia nella responsabilità dei siciliani, ma non vorrei ricredermi, ha concluso ancora Nello Musumeci.